Penso che quello del medico non è un lavoro vocazionale, ma è un lavoro con un fortissimo senso etico che richiede però un impegno nel periodo di formazione e nel periodo professionale estremamente impegnativo, soprattutto in un momento storico qual è quello attuale nel rapporto del medico con i pazienti e i familiari e laddove l'assunzione di responsabilità presuppone anche in un momento qual è quello attuale di contenzioso medico-legale importante tutta una serie di scelte che implicano naturalmente una fortissima esposizione del professionista. Sicuramente bisogna reingegnerizzare il sistema, pensare a una riorganizzazione del sistema stesso e liberare i medici da alcune incombenze che sono di tipo squisitamente burocratico, che possono essere affrontate da altre figure professionali di tipo amministrativo, e penso anche al fatto che si possa alzare l'asticella della professionalità delle professioni sanitarie, infermieristiche, che possono coadiuvare il medico in molte delle prestazioni che attualmente vengono richieste. Pensiamo che il nostro sistema sanitario universalistico era disegnato su criteri e categorie degli anni 60-70 in cui la piramide sociale era rappresentata da 4 figli, 2 genitori e un nonno. Oggi questa piramide sociale si è completamente invertita, oggi abbiamo un figlio, 2 genitori e 4 nonni, quindi da una parte l'inverno demografico, dall'altro l'incremento dell'aspettativa di vita, quindi abbiamo una società anziana, una società in cui la fragilità e la cronicità sono diventati il momento predominante. Ecco, dobbiamo pensare che deve esserci una strettissima connessione tra ospedale e territorio. Questo per avere un'assistenza sanitaria di prossimità che si prenda cura appunto delle fragilità e delle cronicità, in cui le case di comunità, le case della salute diventano un momento fondamentale, fondante del sistema sanitario regionale.